Buongiorno a tutti, ho appena lanciato una sfida a 10 minuti, più infinito meno infinito, ci ha accettato un giocatore con 1804, argentino credo, e vediamo cosa ha giocato, e4 e 5, cavallo F3. Ok, a questo punto giochiamo cavallo C6, apertura classica, D4. Come si chiama questa partita? Questa si chiama partita scozzese. Adesso noi catturiamo. Molto probabilmente ci catturerà con il cavallo. Ora abbiamo varie mosse. Cavallo F6 che è la principale, giochiamo una mossa un po' strana che è alfiere C5. Questa è una mossa che non è tra le principali. Ok, adesso ci ha giocato alfiere E3. Adesso potrei giocare una variante che è donna F6, che è un pochino strana. Facciamola. Donna F6. L'idea di donna F6 è iniziare la pressione contro il cavallo in D4. E a questo punto dovrà giocare C3 probabilmente, voglio giocare cavallo E7 a Rocco. Questa è una variante un po' strana. Ok, adesso giochiamo cavallo E7. Ora magari in un futuro vogliamo giocare a Rocco e poi magari giocare D5. Se mi cattura in C6 posso prendere in E3 intermedie. E poi vediamo se gli riesco a fargli un trucco, ok? Alfiere E2, a questo punto a Rocco, no? Semplicemente. Penso che la principale sia alfiere C4 provocando la mia cavallo E5. Penso che questa mossa alfiere 2 non sia così precisa perché potrei giocare un D5. Però ok, adesso arrocchiamo prima di tutto, poi vediamo il da farsi. Ecco, adesso sono quasi sicuro che il suo alfiere doveva essere in C4. Non ha giocato nulla di tutto questo, perciò penso che D5 sia forte. Certo, non ottengo un vantaggio. Deve pareggiare il gioco, però avendo il nero non è male nemmeno pareggiare il gioco. Giochiamo D5. Se non vado errato, se la teoria è ancora questa. Ora sì, lui dovrebbe prendere, il gioco dovrebbe essere pari, comodo per il nero. Abbiamo il nero che abbiamo anche un minuto in meno. Se prendi in C6, ora prendiamo in C6, su E per D5, cavallo per D5, su alfiere per C5, donna per C5, abbiamo reagito il centro, non abbiamo svantaggi di sorta. E qua la posizione dovrebbe essere giocabile, almeno pari, anzi potrebbe anche essere che abbiamo i pezzi un pochino più attivi dei suoi, no? Ovviamente la partita è appena iniziata, è difficile squilibrare, però proveremo a vincere poco a poco, proveremo ovviamente. Può succedere di tutto, si può anche perdere. Ok, qua ci ha giocato B4, ambiziosa, attacca la donna, però indebolisce anche un pochino la sua struttura, no? Quindi una strategia un pochino a doppio taglio sta adottando il nostro avversario. A questo punto dove mettere la donna? Potrei andare semplicemente in D6, no? Donna D6. Adesso se prendi in D5 posso riprendere, no? Anche di donna. E secondo me questi pedoni sono leggermente deboli. Vediamo, però okay, per D5, ora su cavallo per D5 magari alfiere F3 mi infastidisce leggermente. Giochiamo donna per D5, certo è ancora difficile da squilibrare, cioè vincere una posizione così pari è molto difficile perché è tutto simmetrico, no? Però bisogna provare, bisogna mettersi lì, lottare. Ok, ho già messo la pre-move, no? Perché se mi cattura la donna dobbiamo ricatturare, non voglio perdere un tempo. Però adesso visivamente sembra che abbiamo la donna in meno e che ci possa anche catturare il cavallo, ma questa è la pre... Oh, non ha cambiato le donne. Ha giocato cavallo di 2. Questa mossa è il suo perché. Ok, a questo punto cosa potremmo giocare? Allora, abbiamo varie opzioni. Allora, lui potrà sempre giocare alfiere F3 e cavallo E4, questo potrebbe infastidirci un pochino. Allora, vari piani per provare a squilibrare. Piano numero 1, provare a giocare A5, no? Per iniziare a dare fastidio un po' alla sua struttura. Altro piano, provare a migliorare il cavallo, magari andare in G6, dove potrà andare in F4, in E5. Non so, si potrebbe anche sviluppare l'alfiere, però per ora mi fa comodo che difenda che difenda B7. Proviamo a giocare, iniziamo a giocare cavallo G6, no? Per mettere il cavallo in F4, a volte anche in H4, voglio vedere un po' cosa gioca il nostro avversario. A questo punto davvero non so cosa possa fare, perché la posizione è molto equilibrata. Ovviamente se non fa errori è molto difficile, no? Perché la struttura è simmetrica, abbiamo giocato i5 di prima mossa, è molto difficile squilibrare giocando i5. Ok, a questo punto ho giocato cavallo F3. A questo punto potremmo giocare cavallo F4, però non abbiamo ottenuto molto. Un'altra mossa che potremmo giocare ora è alfiere E6, no? Però su alfiere E6 mi darebbe un pochino di fastidio cavallo D4. Ok.
Proviamo a pensare un attimo. Ma dai, gioco cavallo F4, è vero che il cavallo ha fatto tutto un giro, lui ha messo il cavallo in F3, però comunque il pedone in C3 è debole, no? Quindi non mi dispiace se lui mi prende in D5, perché staremo facendo pressione sui suoi pedoni, che secondo me ha indebolito leggermente con le sue ultime mosse. Proviamo a vedere ora come si svilupperà la questione. A questo punto attacco questo pedone. Ok, torre A1. Allora, visto che ho giocato questa torre in A1, sono tentato di giocare A5. Proviamo a giocare A5 perché ora voglio aprire la colonna A e provare a fare pressione sul pedone in B2. Non dovrebbe essere sufficiente, però un tentativo. Ok, ho giocato B5 e secondo me si sta creando qualche piccola debolezza, secondo me. Ok, a questo punto magari attivo il cavallo con cavallo F4. Questo cavallo è abbastanza forte. Se gioca alfiere C4 posso giocare alfiere E6. Su alfiere 6, cavallo per E6, il cavallo poi potrebbe andare in alcune caselle promettenti. Abbiamo sempre meno tempo come al solito, però difficile provare a spiegare in voce alta i propri pensieri e mantenere un vantaggio di tempo. Ok, 7 minuti, contro 6:30, struttura simmetrica. Vogliamo provare a vincere anche se non ci sono non ci sono molti elementi per giocare per vincere. Spesso quando uno prova a giocare per vincere, quando non può anche fare dei pasticci. Avversario sta giocando bene, non ha commesso errori gravi, a parte secondo me indebolire eccessivamente la propria struttura di pedoni, ma secondo me sarà con questi piccoli sarà con queste piccole sottigliezze che poi vinceremo, se vinceremo. Vediamo un po' cosa combina il nostro avversario ora. Ok, 6 minuti e 30. Ora abbiamo più tempo, siamo passati per la prima volta in vantaggio di tempo in questa partita. Torre E1, ovvero che sta cedendo l'alfiere. Wow, questo potrebbe essere un'opportunità unica. Però non sono convinto di poter vincere poi perché la posizione si semplificherebbe non poco. Potrei giocare torre 8 rinnovando le minacce e poi sempre alfiere E6 o alfiere E6 subito anche che attacca a 2. Giochiamo alfiere E6 perché qua per provare a fare qualcosa bisogna continuare a creare delle minacce. Giocare alfiere E6 e poi se possibile voglio catturare questo pedone. So che è difficile. Potrei anche a volte minacciare cavallo per E2, alfiere C4 e gli creo un pochino di pressione. E se gioca C4, per esempio, non ha più la casella in D4 per il suo cavallo, no? Potrebbe essere più appetibile mettere la torre in D8, gli tiene tutto controllato. Secondo me ci sono delle possibilità. Ok, ha giocato G3. Oh my god. G3 non mi piace molto, però che è una mossa che dobbiamo rispettare, perché è la mossa che ha fatto il nostro avversario. E ok, la prima cosa che penserei sarebbe prendere in E2 e poi giocare alfiere C4 attaccando E2, B5, lui giocherà torre E7 probabilmente. Allora che possiamo catturare in B5 in A2. Secondo me staremmo un pochino meglio nella posizione risultante. Allora poi possiamo anche giocare A4. Avremo un pedone passato promettente. Non ha paura di nulla questo giocatore. Proviamo a vedere. Ok, presa. Alfiere. Ora può giocare torre E7, ma su torre E7 pensavo posso giocare anche torre C8, mantenendo l'attacco doppio. E se uno dei due giocatori sta meglio dovrebbe essere nero. Ha giocato torre B2, non l'avevo neanche considerata perché è estremamente passiva. Pensavo che avrebbe giocato diversamente. Però sicuramente non è male la sua mossa. Va bene, potrei forse giocare ora a 4. Però se gioco a 4 poi il mio alfiere potrebbe essere attaccabile. Ora, cosa vorrà fare lui? Lui vorrà mettere il cavallo in D4, provare ad attivare i pezzi. Che proviamo a prendere le colonne prima che le prenda lui. Ora, se gioca a 4 sarà comunque una debolezza. Avrei potuto giocare B6 in modo da mantenere B5 debole. Forse era meglio. Però che non è male perché comunque su B6 potremmo anche prendere e poi a 2 rimane in presa. Possiamo giocare B6 in un futuro, ora abbiamo la colonna E. Dovremmo avere qualcosina. Non molto, ma la posizione dovrebbe essere leggermente più piacevole per noi.
Abbiamo ancora meno tempo, molto difficile provare ad ottenere un vantaggio tecnico, no? A partire da questa posizione che è molto scialba, però a questo punto non so, potremmo forse iniziare a raddoppiare, potremmo crearci un buco per il re, provare a centralizzarlo, ci sono dei modi per migliorare insomma la propria posizione. Quindi ok, adesso 4 minuti e 50, lui si sta difendendo, vediamo come continuerà. Torre 1, ok, vuole cambiare i pezzi, ma adesso mi sta sorgendo spontanea una domanda. A parte che il cavallo in E1 sarebbe passivo, no? Lo potremmo attaccare. Se noi cambiassimo e poi avremmo dei piani basati su torre di 8 per andare ad attaccare B5 o entrare in prima traversa, e potremmo anche andare ad attaccare il pedone in D3. Un altro piano, alfiere D5 che attacca il cavallo che difende la torre. Anche questo piano avrebbe il suo perché. Proviamo un attimo. Ora bisogna discernere qual è l'opzione più promettente tra tutte. Ma optiamo, forse potremmo optare per la semplicità, giocare in questo modo, per un torre per E1, però non lo so perché poi mi darebbe fastidio forse se gioca F4 per centralizzare il re, li potrei giocare forse B6, è che alfiere D5 anche sembra estremamente promettente, però su alfiere D5 cambia in E8, giocare G2 non vedo come vincere. Potrei provare a giocare G5 a sfruttare l'inchiodatura, ma non dovrei avere abbastanza risorse purtroppo. Proviamo a giocare così, passivizzargli la torre, a giocare torre D8, così se muove il cavallo entriamo in D3 e poi il re potrà avvicinarsi, qualcosina dovremmo avere, i pezzi un pochino più scordinati. Se gioca V6 prende, su torre per V6 gioco torre 1, è un forte attacco. Vediamo un po' come si evolve la cosa, la questione. Potrei anche entrare, poi giocare alfiere D5 dopo, sì. La posizione è sicuramente più facile da giocare per noi, però vincere ovviamente richiede ancora molta precisione, richiederebbe anche un pochino di tempo. Vediamo. Vediamo come continuerà il nostro avversario. Musicist Just Twigler, non so bene cosa voglia dire. Sì, allora su cavallo F3 riprovare a entrare, re G2, a giocare alfiere D5 paralizzandolo e con l'idea di giocare torre D3 in un secondo momento. E la sua difesa non sarebbe facile. Vediamo, cavallo C2, oh my god, che sta mettendo i suoi pezzi in posizioni molto precarie. Per esempio, se io gioco torre D2, come fa? E qua sta proprio... si sta legando con i suoi pezzi. Ora, penso di non esagerare se dico che la posizione del bianco è persa, perché questi pezzi sono totalmente dominati, sono attivissimo, posso giocare... È che gioca B6, ma cosa gli serve B6? Prendo il pedone e se gioca torre per B6 perde il cavallo. Ecco, ormai si vede legato, poi posso giocare B5, A4, A3. Se gioco B5, poi A4, A3, se prendi in A3 perde. Se sposta la torre perde il cavallo. Se gioco B5, A4 e mi gioca A3, gioco alfiere B3. E questa forse è la classica posizione che si vince da sola, ha pasticciato ormai. Potrei anche provare a creare un buco per il re, no? Per l'evenienza, ma non dovrebbe nemmeno servire. Sì, no, ha pasticciato davvero. Potrei anche giocare alfiere D3 e andare a prendere il cavallo. Però non so se ho fretta. Allora lui vuole centralizzare il re, no? Anche giocare alfiere D5 è forse più precisa. Poi alfiere 4 e non so cosa possa fare. Sì, giochiamo anche alfiere D3. Come fa a salvarsi qua? Alfiere D3, torre per B6, torre per C2. Poi puoi giocare torre D6 minacciando matto, minacciando l'alfiere, ma gioco alfiere 4 scacco, mi creo la finestra e vinco. Alfiere D3 vince. In modo forzato. Ah, non prova nemmeno a prendere materiale. E torre per C2.
Era ormai a posizione persa. Come fa a salvarsi qui? A questo punto prendo in C3. Ora se prende in B7 do la scoperta e adesso vorrebbe darmi matto. Potrei farmi un buco, però attacco a raggi X, molto meglio dare la scoperta. Game over. Quindi qua la posizione era totalmente pari, però penso che ha pasticciato. Andiamo un attimo a vedere in sala analisi. Possiamo provare anche ad accendere il motore. Quindi qua davvero bisogna continuare a giocare fino alla fine, perché ormai il gioco sta cambiando, tutti sanno la teoria più o meno. Appunto ho giocato D5, che secondo il motore è buona, è parità, però la struttura è tutta simmetrica, è il bianco, e davvero bisogna giocare proprio fino alla fine. Qua il motore preferisce cavallo per D5, interessante, perché su alfiere F3 gioca a torre D8 e mantiene il cavallo al centro e non può svilupparsi. Qua sembra che stia già un pochino meglio il nero, anche se è difficile vincere. Donna per D5 no, è sempre pari. E qua sì, a A5 poteva essere un'opzione. Ho giocato cavallo G6, ho fatto tutto sto G. Cavallo F3 non mi piace molto, penso che fosse meglio alfiere F3, alfiere C4. Il cavallo possibilmente potrebbe andare in E4, ora sto molto bene. E qua secondo me torre C1 è un errore, che secondo me c'è imprecisione perché apro la colonna. B5 secondo me non è granché, cavallo F4 e qua doveva giocare alfiere C4 e la posizione è pari, anche se ovviamente non so, mi piace un po' di più la mia posizione perché con la casa in C5 posso giocare B6, torre 8, il pedone in B5 un po' troppo spinto, una possibile debolezza. Torre 1 penso che sia un piccolo errore, alfiere 6 e G3 non è granché, no, perché ora alfiere C4 sto un po' meglio, ecco qua che il motore conferma che deve cercare un controgioco attivo, torre E7. Anche se è vero che giocando torre C8 che volevo giocare difendo il pedone e gli rimane, no, l'attacco doppio, quindi guadagno un pedone, sto meglio. Però almeno doveva cercare attività. Ah no, è vero, aspetta, aveva A4. Aveva A4 difendendo tutto, però questo pedone è molto debole. Magari non lo vado a catturare subito, ma potrei avere dei trucchi così. E la torre non ha mobilità, sì, qua ha dei problemi. Sì, e probabilmente sta peggio qua. E se gioca torre B2 come lui ha giocato, torre 8, e qua torre 1 è un errore. E qua si va bene torre per E1 per prendere la colonna. Ora se lui muove il cavallo, qua sì, come pensavo. Ah no, qua addirittura, sì, alfiere D5 penso che vinca alla lunga. È vero che c'è anche alfiere F1 che vince in modo più semplice che da matto. Sì, stavo pensando alfiere D5, forse avrei visto alfiere F1, non lo so. E se avesse giocato F4, che penso che fosse una delle migliori, qua il motore trova torre D1, sì, anche. Questa attacco il cavallo, lo difende, torre 1 cade a 2, col pedone in A2, cade anche la partita. Però, io pensavo che anche se avvicino il re non devo stare meglio, perché una volta che porterò il re, magari sposto la torre e poi porto il re in C5, un'attività troppo grande. Cavallo C2 è cattiva, infatti già il motore da meno 5, tutto bloccato. Prendo. E che è disperazione, alfiere di 3 comunque gioco. Ora alfiere di 3 guadagno materiale qua. Qua avrei potuto lottare di più spostando il re, però ovviamente vinco, alfiere a 6, mi creo un buco per il re, con il pezzo in più poi gli vado a mangiare tutto e vinco. Va bene, una partita interessante e abbiamo visto, no, che per vincere appunto è molto importante, a volte anche se la posizione è pari così, proprio giocare fino alla morte, provare ad attaccare le debolezze, provare a creare iniziativa, squilibri, alfiere per cavallo, eccetera. Ci vediamo presto con altre partite. Alla prossima!